Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere una bellissima partita blitz, quindi abbastanza veloce, giocata con il bianco, il gran maestro, uno dei più forti al mondo, Jan Nepomniachtchi Kit Kut Kit Kat Chik Tak Tukutu, per gli amici Nepo, e con il nero invece il campione del mondo Magnus Carlsen. Andiamo a vedere com'è andata questa partita. E anche se insomma sappiamo già il finale, ma cerchiamo di capire cosa c'è stato di sbagliato. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6 e siamo ovviamente ancora in una spagnola. Alfiere B5, A6, Carlsen gioca A6 mentre solitamente gioca cavallo F6, che è la variante Berlino. A6, alfiere A4, cavallo F6, arrocco corto e ora Carlsen gioca E7. È una delle continuazioni principali. Ovviamente la cattura su questo pedone bisogna conoscerla molto bene. La teoria dà come mosse principali D4, B5 minacciando l'alfiere, alfiere B3, a questo punto D5, D per E5 e alfiere E6, e questa per la teoria si chiama la spagnola aperta. Ma la partita non è andata così, abbiamo detto che viene giocata E7. Ora ci sono due possibili continuazioni per il bianco, sia giocare torre 1 o giocare subito D3. Viene scelta D3 subito, i piani sono soliti, quello di giocare la spinta del pedone in C3 per far rientrare l'alfiere in C2, fare spostare la torre in E1 e portare il cavallo tramite queste manovre via in G3 e giocare H3 per impedire all'alfiere, il futuro alfiere campochiaro del bianco, di andare in G4. D6, C3 tutto secondo i piani, arrocco corto, cavallo BD2 tutto secondo i piani, torre in E8. Ora ovviamente il nero, ovvero il campione del mondo, intende riposizionare questo alfiere, dove in fianchetto lo vuole mettere. In futuro verrà spinto in G6, l'alfiere in F8 andrà poi in G7, in modo tale che questo alfiere possa avere in futuro più raggio d'azione, no? Poiché da G7 almeno avrà una diagonale possibile da controllare, mentre qui è veramente imbottigliato nel traffico. Torre 1, solita manovra per far spazio al cavallo che poi andrà in G3, alfiere in F8 e ora D4. Probabilmente la migliore a questo punto era la semplice H3 per impedire all'alfiere di venire qui e in futuro creare fastidi. Vediamo come è continuata veramente la partita con D4, B5, alfiere C2 e adesso viene giocata cattura al centro e la fastidiosa alfiere G4. Si fa subito pressione su questo cavallo che è inchiodato poiché dietro c'è la donna e il nero vuole subito catturare un pedoncino in D4. Come evitare che ciò accade? Cavallo F1. Ora c'è la donna che controlla attivamente D4, però la donna controlla anche F3, perciò si dice che la donna è sovraccarica in questo caso perché deve compiere più ruoli difensivi, e ora ci potrebbe essere semplicemente la cattura, che non viene. In partita viene giocata G6. Perché Carlsen non approfitta di questa situazione? Ovviamente qui non si poteva catturare di donna, altrimenti si perdeva il pedone. Il bianco sarebbe stato costretto a catturare di pedone con questa struttura pedonale. Tu dirai, perché non l'ha fatto Carlsen? Perché in realtà non è poi così fantastica per il nero questa struttura pedonale. Perché dopo per esempio una mossa come G6, D5 questi pedoni iniziano a essere molto forti, multicentrali. Non so se questo cavallo per esempio va in E5, segue la spinta in F4, va in C4, iniziamo a far ballare un po' questo cavallo e insomma il bianco ha decisamente un leggero vantaggio di spazio rispetto al nero. Torniamo a noi, quindi non viene giocata la cattura di questo cavallo ma semplicemente G6, cavallo G3, finalmente ora c'è anche questo cavallo che ha finito di riposizionarsi, anche se grazie a G6 ovviamente questo cavallo è meno forte. Alfiere G7, anche l'alfiere camposcuro si è riposizionato,
Ora per esempio si poteva subito giocare cavallo B4 minacciando questo alfiere che sarebbe dovuto andare in B1 con l'idea poi di spingere in C5, ma la partita continuò con alfiere G7, alfiere in E3 andando a controllare il più possibile questo pedone centrale, perché adesso c'è anche l'alfiere che a raggi X fa pressione su questo pedone centrale, e infatti Carlsen dopo cavallo D7 attivamente ora si minacciano sempre catture su questo pedone, sempre col classico giochino. Torre C1, il bianco se ne frega, e adesso alfiere per F3, e in effetti abbiamo già detto che non si può catturare di donna, cattura di questo tipo, e abbiamo questa struttura pedonale. È buona, è cattiva per il bianco, abbiamo già visto prima, può portare anche a delle buone iniziative per il bianco. Donna F6, e adesso aumenta la pressione, ci sono 3 attaccanti da parte del nero, 1, 2, 3, e quanti sono coloro che difendono? Sono 1 la donna e 2 l'alfiere, quindi il nero avrebbe il vantaggio su questo cambio. Come si difende? Beh, non ci sono troppe difese. Se spingo il pedone, semplicemente questo cavallo si riposiziona in E5 e c'ha delle buonissime possibilità. E dopo una spinta come F4, questo cavallo si riposiziona ancora in C4 ed è veramente fortissimo. Per esempio, se invece se il bianco decide di giocare cavallo in E2 con l'idea di proteggere questo pedone, perde però il pedone in F3. Quindi non ci sono in realtà troppe difese, motivo per cui il bianco decide di giocare alfiere B3. Semplicemente si gioca questa, vaffanbagno. E adesso è il momento di cavallo per D4, alfiere per D4, donna per D4. Carlsen si ritrova con la donna al centro molto forte. Ora peccato che c'è questa entrata, tutto calcolato, non è che gli è scappata. Questa entrata tra l'altro minaccia a raggi X il punto in F7 e adesso torre in A7, ottima difesa, molto creativa, torre per A7, donna per A7, donna D6 e alfiere B2, tutto calcolato. Facciamo la conta dei pedoni, siamo a 5 contro 5, materiale pari, la posizione è pari, quindi è tutta da giocare. Il turno ora del bianco che gioca F4, questi pedoni controllano veramente, rendono questo cavallo poco attivo. Cavallo C5, ok, e adesso alfiere in D5, ottima posizione per questo alfiere. Alfiere D4 con l'idea alla prossima di portare il cavallo in D3 e di attaccare la torre e attaccare soprattutto su F2, sia con l'alfiere che con il cavallo, e con ovviamente l'aiuto della scoperta della donna. Torre in E2 per difendere la seconda traversa e in particolar modo il punto in F2. Ora una mossa di questo tipo, alfiere per F7 con l'idea di guadagnarsi appunto un pedone, non avrebbe portato un granché, poiché dopo donna D4, cavallo in E6, Carlsen si riprende il pedone, quindi nulla di ciò. Quindi torre 2 è la mossa che viene giocata. A questo punto cavallo D3, il cavallo sta bene qui, come abbiamo già detto fa pressione su vari punti, quindi va benissimo. Re in G2, con l'idea di portare il re in F3 dove sarà al sicuro e compierà anche ottimi compiti difensivi. Qui Carlsen gioca re G7 e ora torre in D2. Alfiere in C5, minacciando la donna si sposta, va in C6 e ora cavallo per F4 scacco e re in F3. E ora la situazione non è felicissima per il nero, che sì ha guadagnato un pedone ma c'ha 2 pezzi sotto e ora bisogna essere molto attenti. Qui c'è solo praticamente una difesa che permetterebbe di tenere al meglio la posizione, che è alfiere B4. Questa sarebbe la mossa più corretta da giocare e l'unica buona per il bianco è torre B2. Carlsen non è che aveva troppo tempo, nelle partite blitz può capitare di tutto e gioca la normale torre in D8 e da qui la partita inizia a sbilanciarsi a favore del bianco che
con il re, guardate questo re del bianco dove si trova, cattura il cavallo. Adesso c'è torre di 6, attenzione, la donna non ha molti posti dove poter andare, se ci pensate, perché la mossa corretta è probabilmente donna C8, che porta a una posizione di parità. Tutte le altre mosse, per esempio come questa, insomma, sono troppo sbilanciate, e qui invece il bianco decide di andare in E8, facendo un favore a Carlsen, che dovrebbe sfruttare questo favore anche qui in un modo molto preciso, ed è difficile purtroppo vedere in partita, in blitz, quando hai pochi secondi sulla scacchiera, mosse come donna C7, con l'idea di giocare alla prossima torre in E6 con scacco di scoperta e perdi la donna, e in caso di donna in E5 semplicemente F6 e la partita si può chiudere qui. Purtroppo su donna E8 Carlsen gioca una mossa imprecisa che è alfiere per F2. Qual è l'idea? L'idea semplice è: ok, tu magari mi catturi questo alfiere, io ti ricatturo qui, e nel giro di poche mosse il tuo re andrà al centro, io te lo potrò inseguire abbastanza con pedoni e torre, ti darò matto. Peccato che su alfiere per F2 Nepo gioca una mossa molto logica e precisa, che è re in G4. Questa è la mossa migliore che permette al bianco di passare nuovamente in vantaggio, e adesso torre in F6 viene giocata. Una mossa come donna in E3, con l'idea appunto di mattare nel giro di poco il bianco, perde perché prende prima il matto il nero. C'è questa donna F7, ora ovunque vada il re si prende il matto. Per esempio su H6 c'è donna F8, matto. Quindi la situazione è tragica. Torre in F6, adesso E5, questo pedone fastidiosissimo, H5, scacco intermedio, il re si sposta in H3 e ora torre in F4. E ora come si continua col bianco? C'è E6, attenzione, e ora viene giocata F per 6. Ovviamente ancora una volta una mossa come donna in E3 non porterebbe a nulla, poiché ci sarebbe la cattura con il pedone, e dopo donna cattura torre si va a promozione, bisogna per forza catturare, e adesso c'è questa combinazione di matto: donna in E7, re in H6, cattura di torre con scacco, re in H7, adesso c'è la solita manovrina di matto con alfiere donna, alfiere ovviamente di colore contrario rispetto alla donna, re in H8, re in F7 scacco, re in H7, donna in G8, il re si sposta e matto alla prossima. Motivo per cui la mossa migliore è catturare questo pedone, segue la cattura di questo pedone, alfiere in D4, e ora altra manovra interessante, ovviamente sacrificio di cavallo su H5, G per H5. Questa partita, ragazzi, è complicatissima. Torre in G2 scacco, il re è costretto a scappare, torre in G6 scacco, il re è costretto a scappare, e su alfiere B3 Carlsen si arrende. Il re ha come unica via di fuga la casa F5, ma a seguito di F5 ci sarebbe il semplice matto su E6, quindi non ci sono troppe possibilità, ok? Quindi Carlsen perde questa partita, che è stata molto complicata. Qui bisognava almeno ragionare 2-3 ore su questa posizione, ma avevano poco tempo sull'orologio entrambi i giocatori, e perciò insomma anche ai migliori capita di sbagliare. Spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!